Uno strumento importante, importantissimo, a servizio della nostra polizia locale, a servizio dei carabinieri, un servizio che serve per prevenire ma anche questa volta per risalire ai responsabili di atti di violenza. Sono state le telecamere della zona, accanto alle testimonianze raccolte dai carabinieri, a consentire di stringere il cerchio sui protagonisti della rissa scoppiata la sera del 7 agosto al Parco delle Corti Benedettine sul retro del Duomo di Mogliano Veneto. Denunciato un italiano di 30 anni, pregiudicato un 29enne e 28enne marocchini. Alcol e futili motivi alla base della scazzottata che aveva creato non poca apprensione tra i residenti con scene da Far West. Proprio le Corti Benedettine restano sorvegliate speciali. Abbiamo anche in azione i nostri educatori di strada, abbiamo potenziato la sorveglianza di quell'area, è videosorvegliata, quindi insomma la situazione è molto migliorata. A Mogliano Veneto gli occhi elettronici hanno superato il centinaio installati in ogni angolo del territorio, in particolare lungo l'asse del Terraglio che resta tra le aree più critiche, a cavallo tra la periferia di Mestre e la provincia di Treviso. Abbiamo da poco inaugurato il grande investimento, 800.000 euro, lo ricordo, più di 100 telecamere che anche questa volta sono servite per individuare i responsabili di un atto di violenza. Telecamere che da sole però non bastano, da qui l'appello nei giorni in cui alta è l'attenzione soprattutto sul fronte dei furti in casa. Lo ricordo a tutti i cittadini, quando si vedono certe scene, insomma, non basta segnalare sui social l'evento, bisogna assolutamente denunciare e formalmente denunciare presso la polizia locale o i carabinieri i fatti, insomma, di violenza di cui si è testimoni.